Buonasera a tutti, un altro appuntamento della Pastorale del Turismo 2024, Avere Cuore. Prima di proseguire volevo ricordare che è possibile seguire la diretta delle nostre serate nelle pagine social del mensile L'Ogliastra o nel sito di Sardegna Live. Ricordo anche che è possibile acquistare, se non l'avete fatto entrando, uscendo, il cuscino della Pastorale del Turismo. Saluto la comunità di Gairo che oggi ha curato l'accoglienza di questa serata. Invito qui sul palco, gli facciamo un applauso, il sindaco signor Sergio Lorrai e il parroco don Roberto Corongiu. Do la parola al sindaco. Buonasera a tutti. Grazie mille dell'invito, grazie alla diocesi, grazie a Sua Eccellenza per questo evento che ormai da 10 anni unisce e promuove il territorio ogliastrino. Non è consuetudine e anzi non è neanche semplice. Direi che per il nostro territorio è fondamentale unire l'aspetto delle amministrazioni con quello della diocesi. Grazie alla mia comunità e all'accoglienza che ha organizzato oggi, perché è fondamentale l'aiuto sia della parrocchia e delle associazioni e dei volontari delle nostre comunità. Mi onoro di amministrare un paese che potrei dire di montagna, di collina e anche di mare, perché abbiamo il paese principale, diciamo, Gheiro Sant'Elena, la frazione Gheiro Tacquisara, che sta più in montagna, insomma, Perdigliana è il nostro simbolo, e abbiamo la zona mare dove si sviluppano le attività principali, insomma, turistiche del nostro territorio. Stiamo cercando, insomma, di valorizzare da questo punto di vista la nostra comunità. Non è semplice perché è una comunità magari che negli anni passati si è sviluppata su altri tipi di attività economiche, però ora stiamo cercando di lavorare tanto su questo aspetto che ha tante potenzialità, dalla montagna, ripeto, al mare, passando per Gheiro Vecchio, che immagino tanti di voi conoscano. Non è semplice perché serve anche un cambio, insomma, di mentalità rispetto a quello che negli anni passati si è portato avanti, perché fondamentalmente noi siamo una comunità agropastorale, si basa dal 90 su un'attività principale che è quella legata alla forestazione, per cui, insomma, anche riuscire a fare attività diverse che non siano legate direttamente allo Stato, alla Regione, viene difficile anche perché oggi, insomma, sappiamo tutti il problema dello spopolamento, per cui è difficile anche riuscire a coltivare tante giovani realtà che possano far sviluppare il territorio. Vi ringrazio di cuore per l'invito, per la serata e, insomma, per apprezzare la nostra comunità e il nostro territorio. Grazie, potete accomodarvi. Oggi ci interessiamo di sport e questa serata avrà due momenti. Il primo momento sarà uno spettacolo teatrale e musicale dal titolo Gigi Riva, di e con Silvano Vargiu, musiche di Mauro Aresu, collaborazione tecnica di Francesca Nieddu. Nella seconda parte ci sarà poi una conversazione che verrà guidata da Andrea Contini, che presenterà i suoi ospiti al momento. Diamo adesso lo spazio agli attori e ascoltiamo in silenzio e con attenzione.
Nel secondo dopoguerra, la Sardegna è considerata ancora una terra lontana, povera, popolata da pastori e banditi. Un posto dove si viene mandati in castigo. Ti sbatto in Sardegna! Così venivano minacciati principalmente militari, poliziotti. Già dal tempo del regno sabaudo, destinazione in Sardegna voleva dire andare in un distaccamento lontano, alla frontiera, dove la gente parlava una lingua diversa dalla tua e dove rappresentavi un potere tanto odiato, perché i sardi, nel corso dei millenni, hanno subito ingiustizie e abbandono dai dominatori di turno. Nel settembre del 1951 un gruppo di parlamentari decide di promuovere un'inchiesta sulla miseria in Italia. In Sardegna viene condotta da Salvatore Mannironi della Democrazia Cristiana e da Luigi Polano del Partito Comunista Italiano. Fanno sopralluoghi diretti, intervistano le persone e l'immagine che emerge dell'isola di quegli anni è questa. Una generale sottoalimentazione caratterizza la miseria delle genti dell'interno. Impressionante è il numero di bambini che sono malnutriti o non si cibano altro che di pane e verdura. Su 10 bambini, 10, di 3 famiglie di un paese del Nuorese ad esempio, 3 mangiano carne una volta solo per le festività di Pasqua e Natale, 4 bevono latte la domenica, 6 mangiano regolarmente una zuppa di verdure, pane e gran turco. Le scuole sono frequentate soprattutto da femmine perché i maschi sono impegnati ad aiutare i loro genitori al lavoro. Le uniche classi disponibili, per lo più delle dimensioni di una stanza di una casa di abitazione, sono sovraffollate e il 70% degli alunni risulta privo di scarpe. Nei paesi del Nuorese un abitante su 3 o anche su 4 dorme in un letto normale, mentre gli altri devono trascorrere la notte su stuoie di frasche o sulla nuda terra battuta. In tali abitazioni una stanza poteva arrivare ad ospitare 6 o 7 persone e talvolta anche 10. Le sorti economiche dell'isola non cambiano più di tanto per certi aspetti anche nel decennio a seguire. Così ci testimonia Nereide Rudas in un suo saggio sull'emigrazione sarda. Miseria e disoccupazione costringono molti sardi a cercare lavoro e condizioni di esistenza migliori anche al di fuori dell'isola e l'emigrazione dai primi anni 50 riprende a svuotare la Sardegna. Tra il 1953 e il 1959 la crisi delle miniere di carbone, piombo, zinco costringe ad emigrare gli abitanti del Sulcis Iglesiente. Nei primi anni 60 si aggiungono i contadini e i braccianti in fuga dalle campagne. Nella seconda metà degli anni 60 emigrano anche i pastori e gli abitanti delle zone interne. Dal 1951 al 1971, durante 20 anni, lasciano l'isola 461.000 sardi. Nel 1960 dunque non esiste ancora un'immagine di un'isola come paradiso dei vacanzieri. La Costa Smeralda è per lo più disabitata. Soltanto 2 anni più tardi, nel 1962, il principe imprenditore Karim Aga Khan IV compra i terreni con l'intento di trasformarli in destinazione turistica. I collegamenti con il resto della penisola sono alquanto limitati e l'economia principale della regione resta sempre comunque la pastorizia, la pesca, l'estrazione mineraria. Lo sviluppo industriale arriverà a stento proprio in quegli anni e, come è noto, non avrà un grande avvenire. Ecco, proprio in questa cornice è ambientata la nostra storia, una storia che parla di povertà, di sofferenza, ma anche di grande dignità, tenacia, riscatto, affermazione ed enorme gioia, sia a livello personale che per un popolo intero. L'inizio ha quasi il sapore di un romanzo dell'Ottocento, la storia di un ragazzo che dopo un'infanzia segnata da stenti e lutti familiari è costretto ad abbandonare la propria terra per andare su un'isola lontana, sconosciuta.
Un trasferimento vissuto all'inizio, anche lui come una costrizione, un obbligo, ma che poi si rivelerà una grande fortuna, quasi una benedizione. La storia di un ragazzo che si è fatto davvero grande nello sport e nella vita. Il suo nome diventerà una leggenda. Luigi Riva, meglio noto in Sardegna come Gigi Riva. Gigi Riva nasce nel 1944 a Leggiuno, in provincia di Varese, da una famiglia con modeste disponibilità economiche. Scopre il gioco del calcio nel campo della parrocchia di San Primo, proprio a 50 metri da casa, sotto la supervisione di Don Piero. Da lì in poi la letterina a Babbo Natale conterrà sempre la stessa richiesta: un paio di scarpini da pallone. Ma quelle benedette scarpe, vista la situazione familiare, non arriveranno mai. La sua infatti non è un'infanzia felice. All'età di 9 anni perde il padre Ugo per un tragico incidente in fabbrica. La madre trova lavoro in Finlandia e arrotonda facendo le pulizie nelle case, mentre Luigi viene mandato in 3 collegi o istituti di assistenza, che dir si voglia, da cui scappa tante volte e di cui non ha mai serbato un buon ricordo. Li descrive come vere e proprie prigioni per bambini indigenti, cui le famiglie, o quello che ne restava, non erano in grado di provvedere. Ricorda l'umiliazione di essere poveri, le camere fredde, il mangiare da schifo, il cantare ai funerali anche 3 volte al giorno, il dover sempre dire grazie signore, grazie signora a chi portava i vestiti usati e dover sempre stare zitti, obbedienti, come dei bambini vecchi. In quegli anni riesce comunque ad ottenere la licenza media, ma capisce che in realtà ciò che davvero gli interessa è il gioco del pallone, dove inizia a maturare la consapevolezza di sapersela cavare alquanto bene. La madre si rende conto allora che deve rassegnarsi al fatto che la carriera scolastica del figlio non andrà oltre quella licenza e che comunque, tutto sommato, un'altra busta paga in famiglia avrebbe fatto solo che comodo. All'età di 14 anni trova un posto da apprendista e cerca di conciliarlo con il pallone. Del gioco del calcio gli piace ogni aspetto, ma soprattutto lo fa impazzire il gol, la palla che gonfia la rete. È per lui una scarica di adrenalina che da un momento all'altro lo fa sentire felice e poi lo rilassa, facendogli passare con serenità la settimana che lo separa dalla partita successiva. Viene ingaggiato nelle fila dell'Aveno Mombello e viene assunto dalla Slimpa, una fabbrica di ascensori, ma in quegli anni viene colpito da altri 2 lutti familiari. Gli viene a mancare proprio la madre Edis, la persona più importante della sua vita. E poi la sorella Candida, alla quale era molto legato per esserci cresciuto insieme. Davvero un duro colpo per lui, un reiterarsi di disgrazie, come in una sorta di maledizione, ma ben presto, fortunatamente, la sua vita subirà una grande trasformazione e gioie e soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. Nel 62 Riva viene ingaggiato dal Legnano, che allora milita in Serie C, facendo così ingresso nel mondo dei semiprofessionisti e potendo contare finalmente su un primo vero stipendio di 37.000 lire.
non è una grossa cifra, ma sono comunque i suoi primi soldi e la società gli mette a disposizione anche una casa e gli viene trovato un impiego come meccanico automobilistico. Il Cagliari in quegli anni gioca in Serie B e per ridurre i viaggi in continente gioca 2 partite di fila in trasferta. Dirigenti e allenatore vedono Gigi Riva giocare una partita della Nazionale Juniores e la società lo acquista per 37 milioni di lire proprio nell'intervallo di quella gara. Gigi, attenzione, è all'oscuro di tutto, altrimenti avrebbe ostacolato la cosa. Non era mai uscito dalla provincia di Varese e la Sardegna, oltre a essere lontana, non sapeva esattamente neanche dove fosse. Questa scelta viene vissuta dunque come un'imposizione, come quella dei collegi dopo la morte del padre, ma alla fine decide comunque di andarci per sfuggire a una gioventù insopportabilmente infelice. Con il calcio aveva assaporato il gusto della libertà dopo quegli anni di clausura negli istituti. A Cagliari è davvero tutto nuovo. Finalmente il salto nel professionismo. Non deve più andare in fabbrica, ma pensare solo ad allenarsi. Fa vita comune con gli altri scapoli della squadra nella foresteria di Via Diaz. Poco per volta capisce che quello è il posto in cui ricominciare a vivere. Qui si condividono sensazioni, sentimenti, si compensa la lontananza dalla famiglia vivendo in una sorta di spogliatoio permanente. E qui inizia davvero una nuova vita. In questo nuovo ambiente comincia a farsi notare subito per le grandi capacità tecniche. La grinta e forza agonistica lo rendono capace di farsi spazio tra le più ostiche difese avversarie, che un tempo marcavano stretto, a uomo, molto duramente, senza sconti alcuni per gli attaccanti, che non erano assolutamente tutelati come quelli di oggi. Anzi, era il contrario. Una volta infatti si diceva palla contesa, palla alla difesa. Si giocava un calcio molto fisico e duro e il gol era davvero merce rara, perciò un attaccante doveva mettere a frutto tutte le sue abilità per potersi imporre e Riva è un giocatore forte di testa che finalizza spesso le palle in aria sotto porta e viene temuto soprattutto per la potenza del suo tiro. Un sinistro esplosivo e leggendario, incubo di tutti i portieri avversari. Queste grandi doti lo faranno ben presto emergere e diventare il giocatore simbolo del Cagliari. Il primo a farne le spese è Tonino Congiu, soprannominato Susirboni, il cinghiale, amatissimo dai suoi tifosi, ma che si trova ormai nel viale del tramonto della sua prestigiosa carriera calcistica. Riva ne prende il posto e nel giugno del 64, nella partita contro l'Udinese, segna un gol importantissimo che vale al Cagliari la prima storica promozione in Serie A. Sul volo di rientro da quella partita, Gigi confessa che per la prima volta nella sua vita si sente finalmente felice. Il primo anno in Serie A serve per ambientarsi, la squadra cresce e soprattutto Riva, che in quella stagione segna 9 reti. Ne segna una anche la Juventus e da allora inizieranno a presentarsi a Cagliari nelle trasferte in continente gli osservatori della squadra torinese che cominceranno a corteggiarlo insistentemente. L'anno successivo poi la compagine sarda ottiene l'11° posto e il mister Arturo Silvestri decide di lasciare poi la panchina rossoblù per passare al Milan.
Stagione 66-67 arriva a Manlio Scopigno e il Cagliari si posiziona sesto in classifica, mentre nella stagione 67-68 si piazza al 9° posto sotto la guida di Ettore Puricelli. In quest'ultima stagione Riva segna 13 gol, consolidandosi nella zona alta della classifica marcatori, e allora il presidente Enrico Rocca pensa di venderlo, motivando la decisione con il fatto che i costi per continuare a giocare in Serie A sono troppo alti per la società sarda. Per poco non scoppia la rivoluzione. Che cosa? Gigi Riva non si tocca! Questo è il coro che risuona in ogni angolo della Sardegna. A Cagliari, una mattina, Gigi passeggia per le vie del centro e sente un vociare che proviene da una manifestazione. Decide allora di nascondersi sotto un portico e poco distante da lui una vecchietta segue il suo esempio. Ne può davvero più di cortei, di proteste, ma quando poi si accorge che quella che i manifestanti stanno portando in processione è la foto di Gigi Riva, si mette ad applaudire anche lei e si unisce al corteo. Il pericolo della cessione viene poi fortunatamente scongiurato quando il Cagliari Calcio diventa una società per azioni. E intanto, nella stagione 68-69, torna in panchina Manlio Scopigno e i rossoblù sono diventati ormai una grande squadra. Lottano contro la Fiorentina fino alla fine del campionato per la conquista del titolo e Riva vince la classifica dei cannonieri con 20 gol. Ormai si è trovata la quadratura del cerchio e si può finalmente pensare in grande. Scopigno, l'allenatore filosofo, è una persona davvero speciale che spicca per il suo approccio flemmatico al mondo del pallone e alla vita. Ha la qualità rara di saper sdrammatizzare un po' tutto. Per Riva è come un vero padre, senza mai scomporsi, quando serve sa essere molto autorevole, ma anche molto presente, confidenziale, come un buon amico. È celebre l'aneddoto delle sigarette durante un ritiro della squadra. La sera si cena presto, dopo le corse nei boschi, e perciò dopo un paio di ore capita che alcuni giocatori hanno nuovamente fame. Quella sera decidono di ordinare dei panini e saltano fuori anche le carte da gioco e forse anche qualche bottiglia. Come è noto, Riva è sempre stato un fumatore incallito e nella squadra non è il solo, perciò durante la serata nella stanza si forma una densa coltre di fumo e improvvisamente si sente bussare alla porta e Bobo Gori si infila nell'armadio, Poli si tuffa in maniera plastica sotto al letto, mentre Riva è di spalle. Nella stanza entra Scopigno, facendosi largo con le mani per trovare un varco in quella cappa fitta. Con nonchalance tira fuori dal taschino della camicia una sigaretta e chiede ai presenti: scusate, dà fastidio se fumo? Stagione 69-70. Ora la squadra è proprio al completo, organizzata in ogni reparto e soprattutto con quella fiducia nei propri mezzi che ti convince che nulla è impossibile, proprio come succede nella partita a Vicenza. La domenica pomeriggio l'aria sembra quasi rarefatta, l'atmosfera è sospesa perché tutta la Sardegna si ferma. Quell'anno nell'isola si è battuto il record italiano di vendite di radioline a transistor e tutti sono collegati da ogni angolo remoto, tutti con l'orecchio incollato alla celebre trasmissione radiofonica Tutto il calcio, minuto per minuto. Scusa Mary, ha raddoppiato il Cagliari con un gol favoloso di Riva. Colpo di testa di Domenghini in aria su cross di Gori e rovesciata acrobatica alla piola di Riva. Siamo al 24esimo a Vicenza e 2-0 per il Cagliari. A te la linea. Così ci racconta l'inconfondibile voce graffiante di Sandro Ciotti. Un gol incredibile, come forse non si è mai visto prima in un campo di calcio.
Bobogori che dal fondo crossa il pallone in mezzo all'area, dove Domenghini fa da sponda di testa per Riva, ma la palla lo scavalca e l'unico modo che Gigi inventa per non lasciarsela sfuggire è quello di librarsi in aria ed agganciarla col suo potente sinistro in una spettacolare rovesciata, con la palla che si infila come un siluro alle spalle del portiere vicentino. Una prodezza che ha davvero dell'incredibile e che lascia tutti a bocca aperta. Un crescendo di emozioni, dunque, che ci porta ben presto a quell'incantevole 12 aprile 1970, una data memorabile per la storia sportiva della nostra isola. Quella mattina la squadra pranza al Corallo alle 10:30 e mezz'ora dopo passa davanti all'Amsicora. C'è un mare di gente. Mancano ancora 4 ore dal fischio d'inizio della gara ed è pieno di gente. Persone venute da ogni angolo della Sardegna che aprono le borse con i viveri, affettano il pane, tirano fuori il maialetto e stappano bottiglie di vino. Beh, il maialetto è un vero e proprio rito, anche propiziatorio, e i tifosi vogliono iniziare a godersi la festa per tempo. Alta è la tensione fra i giocatori, ma il saluto festante di quella folla riesce ad allentarla un po'. Per Gigi e compagni, quella è ormai la loro gente, alla quale sono attaccati da un affetto speciale. Una grande famiglia sparsa un po' dappertutto, anche in continente, che accompagna calorosamente la squadra durante le partite fuori casa. Sono infatti migliaia i sardi emigrati in Svizzera, Germania e Belgio, che accorrono in supporto della squadra soprattutto negli stadi del nord. Una folla appassionata che accompagna e sostiene continuamente le imprese dei propri eroi, mentre dall'altra parte le tifoserie di casa urlano ai giocatori isolani: banditi, pecorai. Ma quelle urla, confesserà Gigi più tardi, non ci ferivano mica, semmai ci davano una carica per fargli passare la voglia. Quel 12 aprile si gioca in casa e l'ultimo ostacolo da superare per vincere lo scudetto è il Bari. E questa è la compagine sarda che ha combattuto duramente per tutto il campionato e che ora si prepara ad affrontare la squadra pugliese. Albertosi, Martiradonna, Zignoli, Cera, Nicolai, Tomasini, Domenghini, Nenè, Gori, Greatti, Riva, ma anche Bruniera, Poli, Mancin, Nastasio, Reginato, sotto la guida del filosofo Scopigno. Non è una partita facile e infatti la squadra di casa fa fatica ad imporsi, ma alla fine del primo tempo Riva segna un bel gol di testa. Nel secondo tempo arriva anche la notizia da Roma che la Lazio sta vincendo 2-0 contro la Juventus, decretando la vittoria matematica dello scudetto alla squadra sarda. E a 2 minuti dal termine regolamentare della gara, quando Bobogori segna il 2-0, l'Amsicora impazzisce. E al fischio finale della partita la folla invade il campo in un tripudio di gioia e per i giocatori comincia una seconda impresa, quella di riuscire a raggiungere incolumi gli spogliatoi mentre la gente continua a riversarsi in campo, scatenandosi in una festa senza precedenti per il Cagliari e la Sardegna intera. È la realizzazione di un sogno.
13 aprile 1970. Tra i 1000 aneddoti di questa data storica ce n'è uno in particolare dal sapore quasi leggendario, un po' romantico. Quel giorno allo stadio, durante la partita, vengono arrestati 2 latitanti. Anche loro non hanno saputo resistere al richiamo di quell'evento, la partita più importante di tutto il campionato. Non sanno però che hanno alle calcagna 2 agenti della polizia che indagano sulle loro vite ed evidentemente, conoscendone le debolezze, sanno benissimo di trovarli proprio lì e perciò tendono loro una trappola. Una volta individuati, li rincorrono e li arrestano. A questo punto della storia, la fantasia popolare, che attribuisce ormai a Riva qualità, doti, poteri di ogni genere, anche spirituali, taumaturgici, gli attribuisce anche la capacità di mediazione e addirittura di gestione dell'ordine pubblico. Si narra infatti che fu lo stesso Riva, supplicato dai 2 arrestati, ad intercedere con i poliziotti, riuscendo a posticipare il loro trasporto in commissariato soltanto al termine della gara. Avrebbe garantito lui stesso, perché i 2 latitanti le avevano dato la loro parola d'onore sul fatto che non avrebbero assolutamente tentato la fuga. Sembra dunque a tutti gli effetti una storia frutto dell'immaginazione popolare, ma in realtà le cose andarono proprio così e ce lo testimoniano le pagine del quotidiano L'Unione Sarda con l'informatore del lunedì del 13 aprile del 1970. I 2 non scapparono, ma anzi, al termine della partita furono scortati nello spogliatoio dell'Ansicora e parteciparono anche loro per qualche istante a quei festeggiamenti memorabili insieme alla squadra, alle guardie e all'attore Walter Chiari, grande amico del vicepresidente Arrica e tifoso dei rossoblù. Lo scudetto del 70 suggella definitivamente il legame di Riva con l'isola e Gigi diventerà più sardo dei sardi. Un attaccamento viscerale, materno, ma non con quella Sardegna da copertina, quella degli yacht, delle ville milionarie, ma quella degli umili, della gente comune, delle barche e dei pescatori, dei pascoli e delle grotte. Inizia a conoscere i paesi dell'interno, i contadini, i pastori. La gente di tutta l'isola, dalla Barbagia all'Ogliastra all'Oristanese, lo accoglie a braccia aperte nelle proprie case. Gigi è proprio come uno di famiglia. Più le persone che incontra sono povere e lui empatizza. Una povertà dignitosa, nella quale si riconosce e nutre un affetto istintivo. Da questa gente riceve il calore, l'affetto e il rispetto che riempiono il vuoto della sua infanzia. E in questi si rispecchia anche nel carattere, in certa diffidenza, nei lunghi silenzi, nella riservatezza, nella cocciutaggine e testardaggine. Il suo legame a questa maglia e a questo popolo sarà infatti indissolubile. Tanti i no che pronuncerà verso le squadre del nord, disposte a sborsare cifre da capogiro pur di vederlo militare tra le proprie file. La sua non è solo una decisione in termini professionali, ma una vera e propria scelta di vita. Gigi sa bene che se fosse andato alla Juve, al Milano, all'Inter, avrebbe certamente guadagnato molto di più, avrebbe probabilmente vinto molto di più, ma è anche pienamente cosciente del fatto che un posto così familiare e accogliente non l'avrebbe più trovato. Andare via avrebbe significato tradire questa gente che gli aveva dato tanto. Una volta viene portato in un paesino del Nuorese e sulla dispensa di un'anziana donna gremita di santini, foto di genitori, parenti, scorge anche una sua immagine. Alla domanda del perché ci fosse la sua foto insieme alle altre, la vecchia, senza riconoscerlo, gli risponde: ma perché quello è uno buono! Quando vede la gente che la mattina presto parte da ogni paese dell'isola e alle 11 lo stadio è già pieno, capisce che per i sardi il calcio non è soltanto una questione di sport. Perciò è ben consapevole del fatto che non può togliere loro le uniche gioie andandosene via.
Lo scudetto del 70 ha rappresentato un riscatto enorme per l'Isola. Quando la squadra va a giocare a Milano, a Torino, vede l'orgoglio dei suoi tifosi finalmente protagonisti dopo aver subito tante umiliazioni nella vita. E stiamo parlando di anni in cui con la dittatura di allora non era facile disturbare le squadre di Milano e Torino. Per avere un rigore, ad esempio, dovevi quasi portare un certificato medico. Possiamo immaginare dunque che grande rivincita e soddisfazione per i tifosi. E infatti, per i suoi sostenitori, ormai Gigi può tutto. È diventato l'eroe di popolo che Gianni Brera soprannominerà Rombo di Tuono. L'immagine gli era venuta a San Siro durante un Inter Cagliari del 71, vedendolo sempre più scatenato alla ricerca del gol, come un rombo di tuono progressivo che non può che sfociare in un acquazzone, in un temporale, in uno sfogo, insomma. La palla che entra in rete, il gol. La fama del nostro eroe dunque cresce sempre più ed ecco che nel 1973 arriva una proposta davvero irrinunciabile. La Juventus offre 6 giocatori più una cifra che sfiora i 2 miliardi di lire, un'offerta mai vista prima, che significa davvero tanto per le squadre della società sarda. Ma anche in quell'occasione Gigi decide di rinunciare con un secco no e litiga pesantemente col neopresidente Enrica. La cosa che gli dà più fastidio è che le società decidano il destino dei giocatori come se fossero dei capi di bestiame al mercato, delle pecore. Per lui offrire 6 giocatori più quella cifra esorbitante è una cosa immorale, anche nei suoi confronti. Perché per essere all'altezza di quella quotazione avrebbe poi dovuto segnare almeno 3 gol a partita, caricandosi di una pressione esorbitante che sicuramente non l'avrebbe fatto stare bene in qualsiasi altro ambiente societario. Trasferito a quelle condizioni, non sarebbe stato più se stesso, si sarebbe sentito snaturato. Segue perciò un periodo carico di polemiche, con Boniperti che pressa insistentemente, Enrica sempre più infuriato, minaccioso e Gigi continuamente assediato da giornalisti in un clima davvero insopportabile. Ma ancora una volta decide caparbiamente di restare. Sarà una vera e propria scelta di vita, perché dall'isola non se ne andrà più via. A questa terra donerà davvero tanto, tutta la sua vita, e non solo in termini sportivi, anzi, si impegnerà in importanti battaglie sociali e civili al fianco di operai, minatori, pastori, schierandosi sempre e apertamente, con grande coraggio, con la gente comune dell'isola, con i più umili. Quegli stessi che la domenica fanno le trasferte chilometriche per sostenere la squadra e per i quali Gigi non smetterà mai di onorare la maglia rossoblù anche negli anni a venire. Un vero e proprio amore incondizionato e totalizzante verso una regione e il suo popolo, con una sola eccezione. Soltanto un'altra maglia riuscirà a conquistare il suo cuore, divenendo una sua seconda pelle, la maglia azzurra, quella della nazionale. Dopo l'esordio a Budapest nel 65, dove Gigi fatica ancora a trovare il suo spazio, le vere soddisfazioni arrivano agli europei del 68. Quell'anno il Cagliari era in piena ascesa e nella nazionale guidata da Valcareggi trova finalmente il suo spazio da titolare nella seconda finale giocata contro la Jugoslavia. Seconda perché la prima era finita con il risultato di 1-1 e non erano previsti i calci di rigore, pertanto la sfida viene ripetuta 2 giorni dopo, il 10 giugno, sempre a Roma, alle ore 21:15. Gigi aveva saltato la sfida precedente perché era reduce da una importante pubalgia, ma ora è finalmente pronto ad entrare in campo dall'inizio della gara e già dopo 12 minuti segna il primo gol con una girata da centroaria, dopo aver intercettato un tiro di Domenghini. Al 31esimo segue il raddoppio italiano con il gol di Anastasi. Lo stadio olimpico si infiamma letteralmente.
Tutti i tifosi sugli spalti mettono fuoco ai giornali che venivano allora consegnati all'ingresso e li usano come torce. Una coreografia indimenticabile, una scena da brividi. L'Italia diventa campione d'Europa. L'altra grande avventura che il nostro Gigi vive in maglia azzurra è quella del campionato mondiale del Messico del 1970. Un'esperienza memorabile, anche se purtroppo non si otterranno gli esiti sperati. Siamo a maggio e Gigi arriva a quella competizione un po' confuso, tutto sta accadendo troppo velocemente. Soltanto un mesetto prima, il 12 aprile, c'è stata la vittoria dello scudetto con il Cagliari e sicuramente si sente molto appagato da questo storico successo. Sta bene, ma non è proprio al meglio delle sue condizioni. Ha una grande stanchezza addosso, frutto senz'altro della stagione appena giocata, ma soprattutto il vero problema è dovuto all'altitudine dei campi da gioco messicani. Si fa fatica a respirare, i giocatori azzurri non ci sono abituati. L'Italia infatti non gioca un buon girone, ma riesce comunque a qualificarsi e si sblocca nei quarti di finale contro il Messico, vincendo 4-1, anche grazie a 2 gol messi a segno da Riva nel secondo tempo. Questa vittoria ci proietta in semifinale contro la Germania Ovest, in quella che verrà definita la partita del secolo. L'Italia che passa in vantaggio all'8° minuto del primo tempo con gol di Boninsegna e che all'avvicinarsi del fischio finale della gara assapora già la vittoria, ma subisce un duro colpo proprio al 90° con il pareggio di Snellinger. E ai supplementari succede di tutto, altri 5 gol. Le squadre combattono fino allo stremo delle forze, subendo, riattaccando continuamente, un continuo botta e risposta fino al secondo tempo supplementare, quando al 111° minuto il gol di Rivera sancisce la vittoria definitiva degli azzurri e il conseguente accesso alla finale, la finale mondiale contro il Brasile di Pelé. Un traguardo tanto agognato e conseguito con i denti, ma che l'Italia perderà per 4-1. Nonostante l'Italia avesse retto per il primo tempo, riuscendo a pareggiare alla rete di Pelé con quella di Boninsegna, nella seconda parte della gara subisce una debacle che molti faranno risalire proprio alla stanchezza accumulata nella partita precedente contro la Germania, ma anche alla grande potenza della squadra avversaria, che lo stesso Riva definirà come il Brasile più forte di tutti i tempi. Ai colori della nazionale Gigi dona tantissimo in termini agonistici e di attaccamento ed edizione. Basti pensare che è ancora suo, tuttora inviolato, il record di ben 35 gol in 42 partite e che lottando proprio per questa maglia subirà gli infortuni più gravi della sua carriera, che lo porteranno ad abbandonare definitivamente il mondo del calcio giocato all'età di soli 32 anni. Il primo si consuma nel marzo del 67 all'Olimpico, durante la partita contro il Portogallo, dove viene travolto dal portiere Americo in uscita, causandogli la rottura del perone sinistro. Mentre il secondo, quello più importante, nell'ottobre del 70 a Vienna, contro l'Austria. Il dramma si compie al 76esimo, quando il nostro numero 11 cade di botto sull'erba,
coprendosi il volto con le mani in un gesto di disperazione. Il 27enne mediano viennese Hoff ha letteralmente falciato da dietro la sua gamba destra. Mancano 14 minuti alla fine della partita, ma il tempo si dilata, l'aria si cristallizza e cala un silenzio irreale sul Prater. Una barella trasporta il campione ferito fuori dal terreno di gioco. L'ambulanza parte spedita verso l'ospedale e comincia la lunga attesa avida di notizie. Un silenzio che verrà rotto soltanto di sera dal medico federale che spiegherà: Riva ha subito una frattura molto brutta, la frattura del terzo inferiore del perone destro e la parziale lacerazione dei legamenti. Ne avrà per 50-60 giorni. Retoricamente, qualcuno ha detto che questi incidenti siano stati come una sorta di tributo di Riva alla patria. Ma Gigi, che amava invece la schiettezza e la concretezza, affermava semplicemente che aveva subito 2 infortuni sul lavoro, dovuti ai rischi del mestiere, che d'altronde, se per evitare di farsi male avesse dovuto tirare indietro la gamba in ogni contrasto, allora tanto valeva non scendere neanche in campo e cambiare lavoro. Il 1970, dunque, è davvero un anno da ricordare sotto ogni aspetto. È quello dell'apoteosi per lo storico traguardo raggiunto con la vittoria dello scudetto, ma sancisce anche l'inizio di una parabola discendente, di un inesorabile declino della squadra sarda che, senza il suo grande campione, viene infatti dapprima eliminata in Coppa dei Campioni e poi comincia a perdere posizioni in campionato. Dopo l'incidente del Prater, Gigi non tornerà più alle condizioni di prima. Il suo sinistro perderà di potenza e una gamba gli resterà più corta dell'altra. Al Cagliari non manca soltanto il fuoriclasse capace di fare la differenza in ogni occasione. Si crea un vuoto emozionale che difficilmente si riuscirà a colmare in seguito. E 6 anni più tardi, infatti, senza più Gigi Riva, muoiono anche le ultime speranze di restare in Serie A. Come è noto, terminata definitivamente la carriera agonistica, già dal 77-78 inizia quella da dirigente, prima nel Cagliari, poi in Nazionale, dove raggiungerà traguardi molto importanti, diventando campione del mondo nel 2006 in Germania. Anche in questa nuova veste Gigi lascia il segno per la sua grande professionalità e umanità, instaurando grandi legami con campioni delle nuove generazioni. Celebre il suo rapporto con Roberto Baggio, considerato come una sorta di fratello minore. Ma tra questi anche Zola, il grande Zola, Peruzzi, Buffon e Cannavaro, che il 24 gennaio di quest'anno, giorno del saluto finale al campione nella scalinata della chiesa di Bonaria, ne accompagneranno a spalla la salma nel suo ultimo viaggio. La Sardegna è naturalmente cambiata da quel secondo dopoguerra ormai lontano, ma a tratti resta ancora una terra aspra, selvaggia, caratterizzata da profondi silenzi che dominano le sue montagne, le sue vallate, la sua gente. Ecco, proprio in questo silenzio, a lui davvero tanto congeniale, un silenzio pieno, carico di storia, fatto di rispetto, Gigi ha trovato la sua casa,
e con il rombo di tuono delle sue gesta insieme alla sua squadra ha saputo infrangere almeno per un momento quella rassegnazione di secoli e secoli di umile storia di Sardegna. Ma al di là di ogni retorica, di lui ci resterà, oltre al ricordo dello straordinario campione, anche quello del grande uomo che ha dimostrato di essere in vita. Ci resteranno gli importanti valori che ci ha saputo trasmettere con la semplicità, la sincerità di un vero amico, come uno di famiglia. Ma soprattutto nel mondo di oggi, dove il dio denaro la fa da padrone sotto ogni aspetto, nella società come nello sport, questa storia si pone davvero come un prezioso lascito, soprattutto per le nuove generazioni. Una storia epica e gloriosa, ma che affonda saldamente le proprie radici nell'umiltà, nella coerenza, nella caparbietà, ma soprattutto nel grande cuore del suo protagonista, il nostro Gigi Riva. Francesca Nieddu, grazie davvero di cuore a tutti, grazie tante per averci concesso questa preziosa opportunità, grazie alla diocesi di Lanusei e di Nuoro nella persona di Monsignor Antonello Mura. È difficile veramente cercare di parlare, io mi sono affezionato a questa storia di rimando, perché io sono del 78, non ho vissuto quegli anni, ma ciò che mi ha catturato è la strepitosa personalità e il carisma di quest'uomo, veramente. Ringrazio lei anche per aver presentato veramente qui Tommasini, è stato veramente un onore. E grazie anche ad Andrea, dove sei, grazie per le preziose parole che avete speso ieri sera, per lo spettacolo, grazie tante. E grazie soprattutto a voi, grazie ai tecnici, grazie di cuore. Inizia adesso la seconda parte, invito per questo Andrea sul palco, ecco il microfono, adesso mettono anche i microfoni. Questo. Un applauso. Buonasera a tutti, un ringraziamento a tutti voi, siete numerosissimi, per me alla Pastorale del Turismo è la quinta volta, mi pare. Sono stato nei giorni scorsi alla Caletta, ieri ho avuto il privilegio di assistere alla stessa rappresentazione teatrale. Nei giorni scorsi ho moderato un dibattito con Antonio Cabrini, Emanuela Di Centa. Chiedo a chi è qua, non in vacanza, ma ai residenti, ma voi sapevate di avere una compagnia teatrale di ragazzi e ragazze così bravi? Perché io davvero ho seguito tante iniziative sul Cagliari, sulla vita di Riva, sulla morte di Riva purtroppo, ma davvero per la prima volta
ascoltando Silvano Vargiu, Mauro Aresu e Francesca Nieddu che collabora con la compagnia, mi sono veramente emozionato e per questo vi chiedo di fargli un applauso perché sono davvero bravi. Hanno raccontato Riva come Riva è nato, ha vissuto ed è scomparso con schiettezza, con austerità, con serietà. Poi c'è stata anche qualche battuta ironica, però questo era il personaggio di Riva, questo che voi, Silvano, avete raccontato, e davvero complimenti. Noi proseguiamo, è difficile, l'ho detto anche ieri, dibattere dopo questo spettacolo, però gli ospiti fortunatamente sono molto autorevoli. Uno di questi ospiti è stato protagonista del Cagliari dello Scudetto, della stagione 69-70, l'altro è un giornalista autorevolissimo di un quotidiano nazionale che io leggo ogni tanto, almeno 3 volte alla settimana. Iniziamo a presentare l'ex giocatore del Cagliari che per la seconda volta sale su questo palco, la prima volta qualche anno fa, Giuseppe Tomasini, Beppe Tomasini. Buonasera Thomas. Accomodati. E quindi chi meglio di Tomasini può raccontare gli episodi a cui ha fatto riferimento Silvano, perché li ha vissuti in prima persona. Il secondo ospite è un giornalista, caporedattore centrale, poi magari ci spiegherà esattamente nel gergo giornalistico, nelle gerarchie giornalistiche cosa significa. Romano, residente a Milano, immagino tifoso del Cagliari, anzi credo tifoso del Cagliari perché abbiamo cenato insieme e sapeva tante di quelle cose che solo un tifoso può sapere. Francesco Ognibene. Vi ho visto emozionati, anche a te, vero, nonostante tu conosca bene questa storia, questa vicenda, conoscessi bene il Riva, l'hai frequentato fino al giorno della morte, però ti ho visto provato su questa rappresentazione teatrale. Un racconto molto che mi è entrato proprio nel cuore, conoscendo Gigi, insomma è stata una manifestazione bella, mi ha ricordato tantissime cose che ho vissuto con lui. L'amicizia che mi lega a Gigi sono 55 anni di amicizia, insomma poi è stato un uomo, un amico prima di tutto e poi un grande uomo. È vera quella cosa della coltre di fumo dove Scopigno, il filosofo, entra e dice scusate, disturbo se fumo? È vera quella roba lì o è una leggenda metropolitana? No, allora stavano giocando a poker Domenghini, Riva, Gori, Nicolai e c'era. E fumavano, perché fumano tutti. A un certo punto si sente la porta bussare, io stavo guardando, entra Scopigno, c'era questa nuvola di fumo, ha detto disturbo se accendo una sigaretta, ha detto Scopigno. E noi sono rimasti tutti paralizzati. Dopo ho fatto l'ultimo giro di poker, poi siamo andati a letto. E anche di whisky forse, no? Perché Gigi comunque sbevazzava, no? Quando era giovane. Durante i ritiri no, magari... Vabbè. Facciamo finta di crederci. No, vabbè, bevevo anch'io il whisky. Noi eravamo un po' spartani perché Scopigno non ci controllava, non ci diceva niente. Noi qualcosa facevamo sicuramente. Bene. Mentre Francesco, anche a te ti ho visto emozionato sul racconto perché ho scoperto stasera a cena che tu del Cagliari sai davvero tanto. Però questa sintesi fatta così bene, emozionante, anche con qualche battuta ironica, però molto austera, così come è stato Gigi Riva nella sua vita, ti ha colpito, vero? Sì, è una cosa veramente efficace, infatti Silvano è stato veramente bravissimo, sia con il testo, poi le musiche, tutto molto efficace, perché è una storia che ho letto, i vari aneddoti, i vari episodi, i libri, articoli, cerco di seguire a distanza, non stando in Sardegna, cerco di seguire tutto quello che ha a che fare col Cagliari da tifoso e mi piace moltissimo, anche sempre di più
leggere la storia, che poi è anche un po' la mia storia, la storia della mia vita che ho seguito in parallelo, e vederla tutta insieme, devo dire, con questa sintesi è proprio bello, emozionante. Ripercorsa tutta l'avventura da Leggiuno fino a Bonaria, l'ultimo saluto, è proprio molto coinvolgente. Mentre ti volevo chiedere questo, nella parte iniziale, secondo me è uno dei pezzi più belli, dove non si parla di Riva ma della Sardegna. Si parla della Sardegna degli anni 50, avete raccontato in maniera veritiera la Sardegna degli anni 50, fatta di famiglie numerose, di sfruttamento del lavoro minorile. Allora non era sfruttamento del lavoro minorile, era la normalità. E avete messo in risalto la differenza fra la questione meridionale, no? La differenza fra il nord Italia e il mezzogiorno. Ieri nel dibattito che abbiamo affrontato alla Caletta ho detto una cosa, che la questione meridionale esiste ancora, e prendo come esempio non un dato socio-economico, ma il campionato di Serie A. Nel mezzogiorno d'Italia il Lecce, il Napoli, il Cagliari, e se vogliamo considerare il mezzogiorno d'Italia da un punto di vista economico, Roma e Lazio, 5, campionato a 20 squadre. E da lì si sale: Toscana, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia 5 squadre, Piemonte, Juventus e Torino, Liguria, il Genoa. Quindi la questione meridionale esiste ancora, perché il campionato di Serie A è la cartina di tornasole lo specchio fedele dell'economia dell'Italia, ed è una questione importante. Lo dico a te che vivi a Milano ma sei romano, lo dico a Beppe che vive da sempre in Sardegna ma è nato a Brescia, quindi tutti e due siete da questo punto di vista dei testimoni su quella differenza che esiste da un punto di vista economico fra nord e sud. Sì, devo dirti che c'è anche una cosa che ha molto a che fare anche col nostro lavoro di giornalisti, cioè notavo per esempio che è il modo di raccontare anche il calcio, no? Rendendo sempre soltanto protagoniste alcune squadre, le altre sembrano sempre delle comparse. Notavo ieri, leggevo la Gazzetta dello Sport, non per fare nomi, comunque ottimi colleghi sicuramente, però rispondono a delle logiche di mercato, la cronaca della partita su Cagliari-Roma, si parlava praticamente solo della Roma. Il dopo partita c'era soltanto la questione di Dybala e quindi De Rossi, e quindi il Cagliari sempre una comparsa. Naturalmente la vivo da tifoso dicendo vabbè, mi vado a leggere i giornali sardi, guardo Videolina e cerco di compensare in qualche modo. Però è sempre l'idea di essere un po' ospiti in casa d'altri. Questa è anche un po' questione meridionale, perché è un modo per cercare sempre di dire quello che conta è dove stanno veramente i soldi, dove ci sono i grandi giocatori, dove ci sono chance per riuscire a vincere scudetti, coppe, dove ci sono i protagonisti, dove gira molto denaro. Dove arrivano le grandi proprietà, gli arabi, i cinesi, gli americani. Esatto, col risultato poi che appunto le altre squadre, e questo appunto sempre di più lo si vede nel campionato italiano con una spaccatura netta proprio in due parti del campionato, fanno un po' le comparse, tant'è vero che questo discorso ricorrente di ridurre le squadre di Serie A, no? Il portarle a 18, 16 addirittura, sembra quasi come dire ma perché dobbiamo perdere tempo con il Cagliari, no? Andare fino in Sardegna a giocare, ma è molto più comodo giocare tutte le partite a San Siro, allo Stadio di Torino, a Roma, facciamo un bel campionato, come si è sentito molto spesso, di 8-10 squadre, quelle che hanno più denaro, più diritti televisivi, più ascolti, e le altre faremo delle amiche. Tito addirittura in una intercettazione telefonica aveva detto ma che ce frega di andare a giocare a Frosinone, proprio anche con un disprezzo particolarmente evidente, poi si è scusato. Tito non è molto intelligente. Mentre Beppe, tu che sei settentrionale, bresciano con mamma meridionale però, no? Con mamma meridionale. Ho vissuto le vessazioni quando ero ragazzo dei lombardi che mi chiamavano Terrone Mangiasapone, però avevo già carattere allora e mi sono sempre difeso e loro sono rimasti al paese, io sono andato avanti. Ecco, anche Luigi era settentrionale, dalla provincia di Varese, di
di Leggiuno. Tu mi hai detto ieri al telefono, ci siamo sentiti per prendere un appuntamento qua per l'orario, e a un certo punto mi hai detto, quando andavamo in trasferta nel nord Italia, alternavamo la prosecuzione della trasferta il lunedì, una volta a Brescia, una volta a Leggiuno. Quando siete arrivati in Sardegna, davvero avete vissuto quello che Silvano ha raccontato nella parte iniziale della rappresentazione? Vi sbatto in Sardegna, perché i militari vivevano questo dramma. Gli atleti, anche per voi è stato così. Tu come l'hai vissuto il trasferimento in Sardegna? No, non l'ho vissuto bene, però dopo non l'ho vissuto bene perché insomma si sentiva dire delle cose, perché poi non era vero niente. Comunque da quando sono venuto in Sardegna, dopo un paio di mesi io da qui non volevo più andare via, difatti sono 55 anni che sono qua. Questa è la pura verità. Mentre lo dico a beneficio dei più giovani, vedo che qualche giovane, qualche ragazzo, qualche ragazza c'è. Il Cagliari del 69-70 vinse lo scudetto. L'anno prima arrivò secondo alle spalle della Fiorentina. Nell'estate del 1970 si disputarono i mondiali in Messico, così come avete raccontato. 6 giocatori di quella squadra erano del Cagliari. Immaginate voi come è cambiato il mondo. Oggi 6 non ce li ha neanche l'Inter in nazionale, neanche la Juventus. 6 del Cagliari. Pensa come eravamo forti. Pensa come eravate forti, come eravamo forti. Mi ci metto anch'io di mezzo da tifoso. Certo. Italia-Germania 4-3 è la partita del secolo. Hanno fatto anche un film, credo che tu l'abbia visto, no? Con Massimo Ghini, mi pare. Tu ricordi quella partita oppure no? Eri troppo piccolo? Allora, guarda, ti dirò, forse proprio, vedevo anche la data del giornale, quindi era il 19 di giugno, mi pare, del 70. Quello forse è la data di nascita del mio tifo per il Cagliari, perché il mio primo, io avevo 5 anni, sono del 64, li avrei compiuti 6 nell'ottobre successivo, ma no, ne avevo già 6, scusami, errore di calcolo. Però il primo ricordo che ho di una partita di calcio è di quella notte, della notte in cui appunto Italia-Germania 4-3, in cui improvvisamente ebbi come un'illuminazione, si può dire, cioè vidi questo personaggio che mi piacque moltissimo, che era Gigi Riva, la prima apparizione per me, chissà perché, da bambino, eppure in casa. Io non sono sardo, non sono figlio di sardi, non c'è una goccia di sangue sardo. Mio padre e mia madre di Bologna, mio padre tifoso del Bologna, non si è mai dato pace del fatto che io non avessi tifato per il Cagliari, anzi diceva appunto che... Si è fermato ai colori, almeno i colori, quelli li ha salvati. Per cui il primo ricordo è proprio di quella notte, e da lì appunto da Gigi Riva poi dopo tutto si è espanso al Cagliari e poi alla Sardegna, perché poi è un amore che si allarga, no? Però è interessante ancora, mi chiedo che cosa mi colpì di quell'eroe, di quel grande personaggio, al di là del gol che fece quella notte, perché poi alla fine il gol decisivo lo segnò Rivera, volendo. Però evidentemente l'immaginario di un bambino alla ricerca di un eroe, di qualcuno in cui riconoscersi, vide questo fisico statuario, questa forza fisica, questo andare avanti, correre, avere questa energia che ancora adesso, quando si riguarda quella partita, certo il calcio è molto cambiato, ma Riva impressiona ancora per la forza che metteva, e ci si chiede ancora oggi che cosa sarebbe in grado di fare nel calcio di adesso. Per cui rimasi emozionato per quella partita. Da lì inizia il mio tifo per il Cagliari senza dubbio, perché il primo ricordo che ho è legato a quello. Mentre, sempre a beneficio dei più giovani, perché i più attempati lo sanno, forse anche i più giovani, Gigi Riva ha segnato in nazionale 34 gol, record assolutamente imbattuto e difficile da battere, anche perché il secondo è a tanti gol di distanza, ma soprattutto 34 gol in relazione a un numero di partite giocate che non è elevatissimo, quindi era un attaccante davvero prolifico in Italia, in Europa e nel mondo. So che quando si parla di Italia-Germania e dei mondiali del 70 per te si tocca un tasto dolente, no? Perché quell'anno subisti un infortunio che non ti consentì di andare ai mondiali. Valcareggi ti lasciò a casa perché non stavi bene. Come hai vissuto? Intanto Manlio Scopigno disse una cosa eccezionale, era un filosofo molto simpatico. Comunardo Nicolai, che è morto da pochissimo,
era il difensore centrale del Cagliari, allora si chiamava Stopper, ed era famoso per aver fatto qualche autogol. Quando a Scopigno gli chiesero tanti giocatori del Cagliari in nazionale che emozione ha provato, e lui rispose: tutto mi sarei aspettato dalla vita tranne che vedere Nicolai in Mondovisione, proprio perché era famoso per gli autogol. Tu come hai vissuto da casa quella spedizione azzurra in Messico, dove saresti stato protagonista e purtroppo la cattiva sorte non ti ha consentito di essere presente? Infatti è vero, perché venne Valcareggi a trovarmi a Firenze, dove mi operarono, e mi ha detto: guarda che noi puntiamo sulla coppia centrale di te e Nicolai, ti riprendi per giugno. Certo, ho detto: mister, che mi riprendo. Poi allora la sanità e i giocatori erano curati così non è come adesso che ci sono gli esami, c'è tutto. Prima era tutta un'altra cosa, e non mi ripresi e non andai in Messico. Però non andando in Messico, le disgrazie vengono sempre con delle fortune vicino, perché io ero il libero più giovane d'Italia e le grandi squadre avevano liberi tutti anziani, da Picchi a Malatrasi. Se fossi andato in Messico e avessi giocato bene, sarei andato via da Cagliari. Non sono andato in Messico, sono rimasto a Cagliari, è stata la mia fortuna. Vero, sto parlando seriamente. Tomasini è un ottimista e vede il biciere mezzo pieno anche quando magari è totalmente vuoto. Sicuramente, certo, la nazionale mi faceva piacere, avendo fatto la Juniores, l'Under 23, l'Olimpica, ho fatto tutte le nazionali, mi mancava la nazionale A. Ero arrivato e non andai, pazienza, la vita continua, non è che si torna indietro. Ma cosa facevate a Leggiuno e a Brescia, diciamo il lunedì successivo alla trasferta in Lombardia? Cosa si faceva? Innanzitutto si andava a trovare i parenti e le persone care, e poi si andava in giro un po' a divertirsi. E andavamo a Leggiuno a trovare le sorelle di Riva, venivano a casa mia a trovare mia madre, mio padre, mia sorella. Andavamo a casa di Zignoli a Verona, che c'aveva la sorella. Insomma, giravamo a Scopigno, ci diceva: tornate martedì sera. Noi la domenica sera e il lunedì sera lo facevamo dai nostri cari. Mentre, Francesco, ho letto il tuo articolo sull'Avvenire il giorno della morte di Riva, del funerale, e mi ha colpito molto. L'ho cercato perché sapevo che tu saresti stato ospite protagonista. E mi ha colpito molto il tuo racconto, soprattutto quando dici: io non l'ho mai conosciuto, non l'ho mai incontrato. Per noi è molto strano, no? Per chi vive a Cagliari, per chi vive in Sardegna, perché io lo incontravo tutti i giorni. Una volta addirittura mi fermò per strada per raccontarmi una vicenda. Era un personaggio molto austero, molto particolare, poco espansivo, però ogni tanto parlava, gli piaceva parlare e raccontare. E invece tu ti sei appassionato alla figura di Gigi Riva e non hai mai avuto il piacere di incontrarlo. L'articolo era davvero molto bello, perché si capiva che era scritto da un giornalista ma tifoso. In quel caso è emerso più, diciamo, l'aspetto del tifoso appassionato di questa figura iconica dello sport. Come hai vissuto a distanza la morte di Riva? Ma dunque, quel giorno effettivamente tutti guardavano me, perché essendo l'unico tifoso del Cagliari per molti chilometri quadrati, diciamo, in redazione sicuramente l'unico, tra tifosi del Milan, dell'Inter, della Juventus, ma tutta la mia vita è in mezzo a tifosi di altre squadre, e sempre io da solo a tifare Cagliari, quindi a dover spiegare perché tifo Cagliari anche se non sono sardo, eccetera. Però quel giorno ho sentito, e tutti sentivano in qualche modo, che dovevo a Riva questo, e lo sentivo molto profondamente, dovevo scrivere qualcosa, perché effettivamente c'è stato un cambio nella mia vita, anche se uno diceva: vabbè, ma è solo calcio, è solo un calciatore. Ma la fantasia del bambino, che poi per tutta la vita in qualche modo continua a pensare a questo personaggio quasi mitologico, senza mai incontrarlo, vedendolo sempre a distanza, leggendo su di
sue disavventure, le sue gesta, poi appassionandosi del Cagliari, seguendo tutte le vicende del Cagliari in tutte le salite e discese in questo ottovolante che tutti i tifosi del Cagliari conoscono molto bene, no? Di salite e discese, di Serie C addirittura, di risalite. Prima si diceva, no, di questo del razzismo, qui c'è mia moglie presente, l'ho trascinata quando eravamo ancora fidanzati a vedere un Como Cagliari. Lei se lo ricorda molto bene, col Como che stava retrocedendo, il Cagliari che stava salendo in Serie A perché era la promozione, la doppia promozione con Ranieri. E i tifosi del Como che cantavano "puzza di capra, si sente puzza di capra". Dico solo questo, quindi per dire appunto, parliamo dei primi anni 90, poi insomma non è molto tempo fa. Comunque tutta la mia vita è accompagnata da questa, poi ho visto tante altre partite naturalmente, sempre in trasferta, sempre da solo, oppure con le figlie, adesso più recentemente, anche se non c'è nessuna tifosa del Cagliari purtroppo in famiglia, non sono riuscito a estendere questa passione. Comunque devo dire, sono molto solidari e molto carini con me, mi accompagnano allo stadio, si vestono anche con la maglia rosso-blu per farmi piacere, quindi in mezzo a San Siro spesso siamo in 3 con la maglia rosso-blu, in mezzo, no, a tutti questi in maglia nera, però ecco questo ma è molto bello, è sempre bellissimo, soprattutto quando le rare volte che si vince. Però ecco, c'è stata come un percorso che poi è quello della vita, no? del far passare le fantasie alla realtà, per cui quando ho scoperto che dietro Riva c'era il Cagliari, dietro il Cagliari c'era una regione, una terra, un popolo, come si dice, anche se la questione è un po' controversa, e che è una regione interessantissima e siete gente, chi di voi sardo, straordinariamente interessante, per la quale ho una grande attrazione caratteriale, per la serietà, per la lealtà, per la sincerità, per l'essenzialità, tutte le caratteristiche di Gigi Riva. C'era qualcosa che mi portava naturalmente a desiderare di conoscere la Sardegna, e quindi dalle fantasie del bambino si è passati poi alla realtà, a conoscere la realtà, a conoscere tanti amici, Don Antonello tra questi, e tante persone. E ho sempre conferma, stando con i sardi, che è proprio così, è proprio bello stare con i sardi, è bello stare in Sardegna. Le ultime partite che ho visto del Cagliari le ho viste in mezzo alla curva, in mezzo ai sardi, perché è bellissimo stare in mezzo ai sardi che vanno in trasferta e che si appassionano e che vanno a trovare i parenti. Sono andato a vedere Monza Cagliari, c'era tutta la gente che approfittava per andare a trovare i parenti, no? È bellissimo, e quindi io devo dire che Gigi Riva mi ha aperto un mondo, di questo io gli sono grato, e quel giorno ho sentito il dovere di dirgli grazie per questo, perché in qualche modo mi ha cambiato, mi ha rivelato a me stesso, ecco, si può dire. Ragazzi, non avete nessun ripensamento voi due dopo queste belle parole di vostro padre? No. Temo di no. No, tengono duro. Mentre ritorniamo al giorno triste del funerale. Allora, Beppe Tomasini frequentava Riva con Sandro, che lo accompagna quotidianamente a casa sua, quindi in tutte le fasi della sua vita, quando stava bene, quando ha iniziato a star male da un punto di vista psicologico, da un punto di vista fisico, sempre. E poi a un certo punto Riva è scomparso. Io ricordo, l'ho detto anche ieri, una sensazione tristissima ma bellissima, l'uscita del feretro dalla chiesa di Bonaria. Io ho avuto la fortuna di assistere alla messa in quanto raccomandato dentro. Sono andato alla Camera Ardente con tutti gli ex giocatori della nazionale, Buffon, il presidente Gravina, Malagò. Buffon piangeva, ti ricordi? Ha pianto per 20 minuti ininterrottamente, in un angolo. Cannavaro, c'erano tutti. Poi la messa, è intervenuto il figlio di Riva, ha salutato insomma i presenti, e poi la chiesa di Bonaria dà sul mare, si vede il mare, si vede uno spicchio di mare. 24 gennaio, un tramonto quasi estivo, esce il feretro di Riva tra migliaia di persone e sento per la seconda volta questa canzone di Piero Marras, che è un cantautore sardo, Quando Gigi Riva tornerà. È stata davvero, io credo che prima o poi faranno un film, voi avete fatto la rappresentazione, ma con quell'immagine, proprio un'immagine che ho pelle d'oca, ho fatto le riprese col telefonino, le ho postate anche nei miei social, su Instagram, è stato davvero bellissimo. Tu da amico, come hai vissuto questa vicenda triste, però anche molto bella, devo dire, tristissima, però anche molto bella? È stato il saluto degno della Sardegna, silenzioso. Allora, io ero dietro la bara a spalle, che ce l'avevo, ero sulla sinistra,
come sono uscito dalla chiesa non ho mai visto una cosa così, non c'era un posto libero in tutta la piazzale di Bonaria. Mi è venuta la pelle d'oca, veramente, perché dicevo, proprio era una cosa impressionante vedere tutta questa gente, non accalcata, ma tutti vicino, non c'era un posto libero in uno spazio grandioso. E ricordavano Riva e che meritava poi tutta questa cosa qui. Però i sardi le hanno tributato un grande affetto. Sardo è così, è una persona buona, una persona che è riconoscente, ma con lui non devi sbagliare, devi comportarti sempre correttamente. Questi sono i sardi. Detto in modo minaccioso nei confronti di Francesco. No. Assolutamente no. Lui non vive in Sardegna, io vivo da 55 anni. Mentre la figura di Riva è diventata famosa, oltre che per i gol realizzati, anche come dirigente della nazionale, tu te lo ricordi, no? Consigliere di tutti i giocatori, di quelli più importanti, Roberto Baggio, Gianluca Vialli, Del Piero. Come lo valutavi tu da dirigente? Anche perché era un dirigente sempre silenzioso, si rilasciava qualche intervista, però era quasi una figura paterna. Io lo vedevo come una figura paterna. Una volta lo incontrai sempre per strada e l'Italia doveva andare ai mondiali, quindi è tanti anni fa, perché non andiamo da tanti anni ai mondiali, e mi disse: ti posso regalare dei gagliardetti dalla nazionale, dei gagliardetti piccolissimi, te li ricordi quei gagliardetti piccolissimi? Ma me ne regalò una busta. Io che ero andato a pranzo e avevo anche alzato il gomito, avevo parlato con dei signori anziani che mi avevano detto: ma lei collabora sempre con Videolini? Le ho detto: no, da quest'anno no, sono diventato dirigente della nazionale e ho distribuito a questi signori i gagliardetti. Poi ho incontrato Riva e gliel'ho raccontato, ha riso a lacrime. Come vedevi tu, anche da giornalista, questa figura di team manager, di dirigente, quasi che andava anche a, come dire, mascherare alcune vicende della nazionale che erano alquanto torbide? Sì, devo dire che il personaggio Riva era affascinante anche in questa fase da dirigente, affascinante da giocatore, lo è stato da dirigente anche del Cagliari e della nazionale. Secondo me soprattutto, e questo credo che abbia impressionato tutti, perché un mondo così eccessivo e così anche tutto sommato posticcio come il calcio, no? Dove girano non soltanto tanti soldi ma anche tante chiacchiere, moltissime chiacchiere, molte per colpa nostra, anche di giornalisti certamente, ma le iperboli, gli eccessi, le magnificare i giocatori che poi si rivelano poca cosa, no? È un personaggio come Riva, no? Che di poche parole, essenziale, soprattutto antiretorico. È una cosa che per me anche professionalmente questa è una lezione, perché occorre riuscire a svuotare degli eccessi che si fanno molto spesso di spettacolarizzazione, che poi alla fine la gente avverte che sono falsi, posticci, per portare le cose alla loro essenza, dire le cose come stanno, la verità, e che poi è il nostro dovere, fra l'altro, come comunicatori. E Riva questo comunicava con la sua personalità, l'essenzialità, cioè dire le cose come stanno, piuttosto tacere. E dire, appunto è sempre stato il sì, sì, no, no, ecco, evangelico si potrebbe dire, no? Cioè non dire niente più di questo, perché le cose stanno così. E questo credo che sia una cosa che tutti gli italiani hanno apprezzato di lui, era indispensabile al mondo del calcio, una figura come la sua in nazionale serviva a questo, cioè riportare le cose alla realtà. In fondo mi veniva sempre da pensare, quando adesso leggo le cose di Scopigno, che anche lui sdrammatizzava, no? No, era sempre con le sue battute sdrammatizzava. Non facciamola, è vero, è un gioco, alla fine è un gioco, ecco, è vero, serissimo, ci mettiamo tutti la nostra passione e certamente fa parte della nostra vita, visceralmente siamo qui a parlarne, però vuol dire anche molto altro. Però questa poi alla fine, la vita che cos'è? L'essenza delle cose, guardare, togliere tutto il superfluo e lasciare l'essenza delle cose. Questo ci ha insegnato Riva, io credo. Mentre Riva, dirigente del Cagliari, in una fase probabilmente sul piano professionale non felicissima, non tanto per, diciamo, le sue qualità che c'erano e come se c'erano, ma per una fase di declino del Cagliari. Il Cagliari vince lo scudetto, a metà degli anni 70 va in Serie B, ritorna in Serie A, retrocede mi pare nell'80-81 in Serie B
Ecco, in quella fase Riva diventa dirigente. Come ha vissuto quella fase? Con voi parlava di queste cose oppure stava... Io a dire la verità, quel periodo lì avevo la mia attività, ero impegnato nella mia attività e lo vedevo poco, ma credo che non aveva tanta soddisfazione perché il presidente mi sembra che era Amarugi. Sì, Amarugi. Amarugi, non credo che lui abbia vissuto momenti belli conoscendo lui e conoscendo i personaggi che aveva intorno, perciò io credo che i periodi lì non sia stato molto contento. Poi tanti altri periodi diversi che ha avuto delle soddisfazioni. Io una delle volte che ho incontrato Riva, l'ho incontrato in un bar, si chiama Caffè Marabotto, posso dire il nome perché non esiste più questo bar, vi ricordate il Caffè Marabotto, quindi non è pubblicità. E io stavo andando allo stadio, erano le ore 14:10 e lui era lì che beveva il caffè. E quindi mi vede, mi saluta, beviamo un caffè insieme e mi dice: dove vai? E io: allo stadio. E tu? Non vieni? Ho detto: no, io non posso guardare le partite del Cagliari. Come non puoi guardare le partite del Cagliari? No, guardo Videolina. In quel periodo Videolina faceva una sorta di quelli che è il calcio in chiave regionale. Diceva: guardo voi. Perché non guardi il Cagliari? Perché sono ansioso, a parte che fumo il doppio, poi non posso guardarlo, mi alzo, vado, cammino, quindi forse non guardava neanche più la nazionale. No, non guarda, il calcio non lo guardava più, lui era molto ansioso, sembrava una persona fredda così, ma era molto ansioso, sensibilissimo, era veramente una persona per bene. Che valore attribuisci, Francesco, al fatto che in un mondo di business, il mondo del calcio, oggi totalmente di business, no? Basta pensare che i migliori giocatori stanno andando nella Saudi League, no? Saudi Vision 2033, che è un progetto politico, mica è sportivo. Poi il calcio serve per accreditarsi da un punto di vista economico e da un punto di vista politico nei confronti del mondo occidentale. Come giudichi il fatto che Gigi Riva, nonostante avesse delle offerte economiche straordinarie che gli avrebbero conferito ulteriore visibilità, ulteriore prospettiva di carriera, abbia scelto di rimanere in una squadra provinciale? Perché il Cagliari è una squadra provinciale, ci dobbiamo rassegnare, lo dico qui, c'è anche qualche juventino immagino, no? Però ci sono tanti tifosi del Cagliari, credo. Però ci dobbiamo rassegnare, a meno che non arrivi un arabo, lo acquista e allora possiamo. Ecco, un juventino ha alzato la mano, è l'unico che si è dichiarato. Ecco, una signora ha alzato la mano, va bene, coraggiosissima, brava. Come giudichi questa scelta, Francesco? Per me è una scelta anche molto affascinante, perché è difficile rinunciare alla visibilità, ai soldi, alla popolarità. Come la giudichi da giornalista? A me interessa molto il punto di vista dei sardi. Io da non sardo, per quanto mi sforzi, certamente riesco a capire, immagino, ma faccio fatica a comprendere fino in fondo che cosa un sardo può provare di fronte a una persona che gli fa questa dichiarazione di amore eterno, di lealtà profonda, quando ha la possibilità di fare quello che per amore o per forza, più per forza che per amore, molti sardi hanno dovuto fare, cioè andarsene per trovare lavoro altrove perché c'erano prospettive migliori. È rimasto. No, di fronte a quello che diceva appunto Silvano prima nel testo, bellissimo testo che ha composto, cioè anche per una questione etica, cioè per fedeltà a se stesso e per fedeltà alla gente che lo aveva adottato e con la quale stava benissimo, oltre al fatto appunto dice: ma io sto così bene qui, perché ne devo andare altrove? C'era anche una questione proprio di sentire che avrebbe infranto una promessa che aveva fatto a questa gente di essere fedele. Non era soltanto un calciatore che prestava la sua opera così pro tempore in una squadra, ma sentiva di avere un legame di fedeltà con la gente, e questo dice appunto della sua umanità, al di là del calciatore, della sua grandissima umanità, cioè sarebbe stato qualcosa che lui percepiva, appunto come dicevi tu Silvano, come immorale, no? 6 giocatori, 2 miliardi, ma io non valgo tutti quei soldi, io sono una persona umana, sono Gigi Riva, certo un grande giocatore sicuramente, però non dovete mettermi addosso tutta questa responsabilità, tutto questo valore. E questo devo dire che poi fa capire che io penso anche l'emozione
collettiva che c'è stata nei giorni in cui è morto Riva, perché ha coinvolto tutto il paese. Questa è una cosa che bisogna tenere presente, perché era in qualche modo un personaggio che apparteneva a tutti i tifosi di tutte le squadre, anche le squadre che appunto non hanno mai visto giocare e magari avrebbero voluto, avrebbero desiderato, avrebbero fatto, no, anche loro ci avrebbero messo un po' di soldi per averlo alla Juventus piuttosto che al Milan o all'Inter, però tutti sentivano di essere legati in qualche modo a Riva proprio per questo, per questa sua lealtà profonda verso la gente alla quale si era legato e per il fatto che comunque ha attribuito valore ad altro, ben altro, oltre appunto al valore economico, del quale sembra vivere lo spettacolo del calcio che a volte sembra veramente esagerato. Siamo tornati di nuovo alla sbornia, no, calcistica. Abbiamo già capito che quello che sembrava che avessimo capito con l'eliminazione degli europei, cioè no, facciamo penitenza, torniamo al calcio essenziale, i ragazzini che giocano per squadra, 11 italiani in formazione, poi vedo il Milan che gioca sabato a San Siro, 11 stranieri, quindi vuol dire che non abbiamo capito nulla e che comunque c'è comunque dentro di noi un fascino, qualcosa che ci attira verso Gigi Riva, verso una persona così, perché il calcio è un'altra cosa, lui è una persona dentro, è stata una persona vera. La fedeltà, grazie Francesco. La fedeltà alla squadra, ultima domanda, poi facciamo salire il vescovo. La fedeltà alla squadra e il concetto che tu hai così ben rappresentato in maniera articolata è vissuta con tale e tanta forza da molti tifosi del Cagliari che quando è andato via Barella, io discuto allo stadio, a volte bisticcio, doveva rimanere con noi fino alla fine. Ma ragazzi, ma quello gli hanno offerto 5 milioni di euro l'anno. Doveva rimanere con noi un traditore, lo dicono in tanti, e quando Barella viene a Cagliari in tanti fischiano. Tu perché non sei andato a far soldi da un'altra parte? Perché io stavo bene qua, i soldi non mi interessavano, ho sempre vissuto, non è che non mi interessavano, vivevo, però qui stavo troppo bene. Perché? Perché la Sardegna è una terra bellissima, perché siamo rimasti dello scudetto, siamo rimasti in 8. Chi sono allora? Gigi. Io, Riva, Martiradonna, Poli, Greatti. Greatti. Bruniera, Greatti, Reginato. Siamo rimasti quasi tutti qua di quel periodo lì. Vuol dire che la Sardegna è una terra bellissima, dove si sta bene. Claudio Nenè in 8 su più della metà, perché non eravamo in 16, eravamo in 14, 15. Più della metà siamo rimasti qua. E io poi, io ho rinunciato, io avevo sposato la signora che aveva molti soldi, adesso ho divorziato, però io... Una tragedia la tua vita, hai rinunciato ai soldi. Mio suocero mi voleva portare su nelle sue aziende, io ho rinunciato, mi sono aperto un distributore di benzina per dirti com'è la cosa io sono rimasto qua. Perché qui stavo benissimo. Lunga vita a Tomasini, lunga vita a Tomasini e anche agli altri del Cagliari. Monsignor Antonello Mura. Beh, quando arrivo io stiamo per concludere, ma concludiamo bene. Tanto grazie davvero a Silvano anche stasera, a Mauro e a Francesca, perché per la seconda volta anch'io come Andrea abbiamo vissuto per la seconda volta lo spettacolo e ogni volta ho riprovato qualche emozione, ma ho scoperto anche qualche cosa di nuovo ed è stato davvero molto bello, soprattutto rileggere la vita di una persona anche solo da un punto di vista calcistico, ma non solo. E grazie a voi per questo dialogo che ha accompagnato. Mi riservo qualche domanda, ma parto da Francesco, perché Francesco effettivamente chi non lo conosceva l'ha scoperto come un tifoso accanito del Cagliari. È un tifoso che quando ci incontravamo in qualche occasione sempre il Cagliari era uno degli argomenti basilari, anche nell'informazione, ma anche proprio nella gioia di sapere e di condividere le sorti belle, spesso, e qualche volta non bellissime,
della squadra. Però ascoltandoti anche prima mi è venuto in mente di chiederti questo, perché abbiamo presentato anche con lo spettacolo un giovane e poi un calciatore, ma anche un uomo che è diventato un mito. E tu ricordavi prima che non solo la Sardegna, ma anche tutta l'Italia ha partecipato agli eventi prima e anche negli ultimi anni, fino alla stessa morte di Riva. Ma di miti, oggi, in questo tempo che sembra così disinvolto, così lontano, secondo te ne abbiamo ancora bisogno? Ne abbiamo bisogno di persone che sembra quasi che noi viviamo in un tempo in cui tutto passa, mordi e fuggi è lo slogan non solo del mangiare ma anche del consumare persone, eventi, situazioni. Ma di miti ne abbiamo bisogno ancora, di leggende? Grande domanda da giornalista. Peccato che sei tifoso juventino, vabbè, pazienza. Tutti hanno i loro difetti. Non sapeva nessuno sta cosa. Non è vero. No, allora, bellissima domanda. Io penso di sì, perché miti, più che altro punti di riferimento, persone autentiche alle quali ispirarci, proprio perché siamo in un tempo nel quale, complici molte cose, adesso è inutile fare analisi sociologiche così un po' generiche, però siamo affogati, tendenzialmente affogati nella non autenticità, nell'eccesso di chiacchiera, nella polemica quotidiana, nella divisione costante. Questa è una cosa che mi colpisce molto, cioè nel fatto di non riuscire più a trovare apparentemente un linguaggio comune, no? Un terreno sul quale ritrovarci come persone, come cittadini, come insomma, persone che in qualche modo, a te piace molto il concetto appunto della fraternità, giustamente, che riproponi anche nel premio della persona fraterna. Perché questa insistenza sulla fraternità? Abbiamo bisogno di sentirci, no, capaci di condividere qualcosa che ci affratella appunto profondamente. E quindi tutto ciò che invece è discorso pubblico adesso, soprattutto appunto per demerito direi di una pessima comunicazione, anche la comunicazione giornalistica che si va facendo, parla un altro linguaggio, un linguaggio che ci porta lontano invece da questa fraternità, dall'idea che abbiamo qualcosa da condividere, no? Di profondo. Io credo che abbiamo bisogno, forse più che di miti, di persone vere, alla Gigi Riva, che ci riportano invece a questa essenza della vita nella quale valgono alcuni valori fondamentali, che sono valori umani, poi diciamo da credenti sono anche valori cristiani, no? Sono valori che comunque trovano rispondenza in tutti i nostri cuori e ci sentiamo uniti da questi valori dei quali appunto Riva è stato in qualche modo testimone, la lealtà, appunto la fedeltà, la fiducia, il fatto di riconoscerci appunto persone che sono capaci di trovare un linguaggio comune. Io credo che di questo abbiamo bisogno, cioè di testimoni, persone che ci rendono ancora fiduciosi nella capacità di trovarci appunto ancora fratelli, in una società ancora capace di sanare tutte queste ferite che vediamo crescere. Temo purtroppo invece che andiamo in un'altra direzione, soprattutto sul piano della politica, della comunicazione, cioè un dilaniarsi reciproco. Occorre, lo diceva Parolin qualche sera fa, proprio da questo palco, che occorre ritrovarci comunità, cioè capaci di condividere, che siano credenti o non credenti, una comunità umana e civile che condivide alcune cose profonde. Ecco, questo credo che sia determinante. Allora, guardarsi attorno e vedere, ci sono persone che mi ispirano a questo? Grazie. Giuseppe Tommasini l'abbiamo incontrato anche qualche anno fa qui, però ascoltandolo stasera mi vengono in mente due brevi domande. La prima è questa, non è come Riva, le partite le guarda lei, no? Sì, le guardo, ma non con molto interesse. No, va anche allo stadio però. Sì, allo stadio va, Ecco, per il Cagliari sì. Per il Cagliari. Ma il Cagliari gioca con un'altra. Quando il Cagliari gioca in casa io ci sono sempre. Ecco, benissimo. Ma guardando i calciatori di oggi, i calciatori che giocano nel Cagliari senza fare nomi naturalmente, o giocano in altre squadre, e pensando a Riva, cos'è che manca ai giocatori di oggi che Riva aveva? Manca una cosa principale, non hanno più amore per la maglia ma hanno amore per i soldi. Caustico.
Mi pare chiaro. Poi non posso c'è bisogno. anche descrivere. Non è- Sì, descriva qualche passaggio. che Riva è rimasto qui 10 anni rinunciando ai soldi, rinunciando alla popolarità, rinunciando a tutto praticamente. È rimasto in una squadra, non dico mediocre, ma una squadra umile, una squadra... se fosse stato i periodi di adesso, qualunque tipo di giocatore con meno capacità di Riva sarebbe andato in altre squadre. Riva ha sempre avuto amore per la sua maglia e ha sempre mantenuto un certo aplomo, una certa serietà e una certa correttezza verso i tifosi e verso tutta la Sardegna. Benissimo. Seconda domanda è un po' più personale. Va bene. Siccome ho colto, anche parlandone stasera a cena, insieme all'amico qui presente, una frequentazione di Riva che era quotidiana, sì, poi prima mi faccia finire la domanda, perché lei ha queste sentenze finali che alla fine buttano tutto. No, non sono certezze, sono quello come sentenze, penso io. ma comunque va bene. Comunque, frequentando Riva così da vicino, quindi con amicizia, devo dire, al di là del calcio, anche in questa fase faticosa della sua vita, non usciva più da anni, era chiuso. Avevamo tentato anche qui, come pastorale, anni fa, di coinvolgerlo, anche a distanza, ma non era proprio intenzionato. Ma cosa le manca come amico di Riva, come amico? Allora, prendiamo appunti subito. io e quel signore dietro lì, secondo Sandro Cambali, Sì. tutte le settimane andavamo a trovarlo e stavamo e parlavamo 4 ore, 3 ore e mezza, quasi sempre con lui. Quando noi ci alzavamo per andare via, lui ci diceva: ma cosa andate via così presto? Rimanete ancora qua. Aveva proprio un amore per noi impressionante. Di Riva mi manca la sua schiettezza e la sua sincerità. Perché Però anche tu non scherzi con la schiettezza. Anche tu non anch'io sono come lui, sicuramente, a costo di dire la verità, andare contro tutti e tutti. Lui aveva questo, che era una persona molto pulita anche dentro, era un grande giocatore, però era una persona umile. Le faccio un'altra domanda che mi viene sollecitata dalla risposta. C'è stata una critica che Tommasini ha fatto a Riva qualche volta e che Riva accettava perché era Tommasini a fargliela? Sì, era la che dicevo io: Gigi, tu sei tutto il giorno davanti al televisore, guardi il televisore. Io tutte le mattine vado a camminare. Perché non vieni con me a camminare tutte le mattine, che ti farebbe anche bene? Sì, ma io cammino qui nella mia terrazza. Ma non era vero. Per lui, per l'amicizia che avevo con lui, se lui veniva, campava qualche anno in più. Questa è la cosa. Grazie. Grazie davvero a Giuseppe Tommasini, a Francesco Ognibene, ad Andrea che ha coordinato questo momento. E venite qui così ci salutiamo anche tutti insieme. Silvano, Francesca e Mauro. Grazie per questa serata che aveva qualcosa di sportivo, ma aveva soprattutto qualcosa di umano da raccontare. Don Pietro ci dà notizie del prossimo incontro. La pastorale del turismo continua venerdì 23 agosto, sempre alle 21:30. Avere a cuore la legalità. Conversazione con Roberto Sparagna e con Rodolfo Maria Sabelli. Condurrà la serata Toni Mira. Buona serata a tutti. Grazie.